Marco Vergerio dell'Edil Marseille SNC, una ditta di costruzioni edili varie, movimenti terra. È una ditta creata da mio papà ancora negli anni 70, ristrutturazioni, nuove costruzioni, garage, movimenti terra, piccole strade, muri di contenimento. Sì, un po' tutto quello che riguarda i lavori edili, insomma. Il problema è sorto nel 2000, era fine 2014, stavamo aiutando un conoscente qui nella zona a fare il bosco e nel 2015, dopo varie alluvioni, si è creata una frana e la strada era impraticabile, sia per lui che altri proprietari terrieri. E ci ha chiesto la nostra collaborazione per vedere cosa potevamo fare e visto che non siamo neanche della zona abbiamo cercato un dottore forestale per vedere se ci poteva fare un progetto e di cercare una soluzione per questo problema. Però noi, non essendo in grado con i nostri macchinari e le nostre competenze, abbiamo cercato una ditta di appoggio dell'Alpago che aveva lavorato anche su altre frane qui nel Pago, che aveva i mezzi e anche le persone competenti. Noi praticamente abbiamo seguito i lavori in maniera che fossero eseguiti come da progetto, e parte li abbiamo fatti noi, parte loro. L'intervento si snoda su 300 metri di strada, in terreno limoso che ogni pioggia rendeva difficile l'accesso, infatti abbiamo perso anche mesi di lavoro dove non potevamo neanche entrare in cantiere con i macchinari. Il primo intervento, che era da progetto, è stata creata un'arcia in legno sommitale per fermare la cima della frana e in maniera di drenarla, portare via l'acqua dalla sommità. Poi è stato rimosso gran parte del materiale franoso in maniera di creare una base per un muraglione fatto con gabbioni in metallo e con sassi, in maniera di creare un piede alla frana. Dietro ai gabbioni c'è un sistema di drenaggio che eventuale acqua piovana possa defluire, e poi è stata risistemata tutta la frana e seminata con l'idrosemina in maniera che venga innerbata. Ci sono dei vantaggi a utilizzare i gabbioni con materiale lapideo invece del calcestruzzo, perché sono drenanti, lasciano passare l'aria e restano anche più asciutti. Quando un muraglione di cemento crea una diga, ci sarà sempre dell'umidità dietro, dell'acqua che magari non filtra o non scorre e tende a creare ancora una situazione critica. Il supporto economico che ci è stato dato naturalmente ha inciso molto, perché sennò il lavoro facilmente non andava fatto dai privati a proprie spese. Per il futuro io spererei che, oltre ai contributi come ci sono da tante parti per risolvere i problemi, servirebbe dei contributi per la manutenzione, come avevo detto prima, e io spererei che un domani, spero a vicino, si possa chiedere dei contributi sempre sotto la direzione di un dottore forestale, dei progetti e quant'altro per la prevenzione.